Ciao, siamo la rete degli studenti medi del Veneto. Siamo studenti. Siamo studentesse. Non siamo burattini. State ancora giocando sulla nostra istruzione e sul nostro futuro. È vergognoso. Per l'ennesima volta il rientro a scuola è stato rimandato a 3 giorni dalla riapertura. Un videoappello per esprimere tutta la propria contrarietà al rinvio della riapertura in presenza delle scuole superiori. È quello diffuso dalla rete degli studenti medi che per domani hanno organizzato dei flash mob a Treviso, Padova, Verona e Vicenza e sotto la sede della Regione in fondamenta Santa Lucia a Venezia. Gli studenti puntano il dito contro la Regione. La scarsa pianificazione e la noncuranza nei confronti dei giovani non può pesare ancora sulle spalle di migliaia di studenti e docenti, dicono. Siamo stati ignorati come se la nostra voce fosse meno di quella di aziende e chiese. Vogliamo che il nostro diritto allo studio e alla salute sia garantito. Dopo aver riaperto a settembre per poi richiudere dopo qualche settimana, ci aspettavamo che la Regione avesse imparato la lezione. Risponde a stretto giro l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Noi siamo pronti sia sul piano della didattica che sul piano dei trasporti che su quello del distanziamento fatto nelle scuole magnificamente proprio per garantire sicurezza. Ma c'è un ma, tutto questo può accadere solo se la curva dei contagi si placa. E la seconda cosa, stiamo facendo uno sforzo notevole per tenere aperte le scuole medie e le scuole elementari che domani infatti torneranno in classe. Ma guardate che non è scontato nemmeno questo, perché il quadro complessivo è molto delicato. E a chi accusa la Regione di dare priorità alla riapertura delle attività economiche piuttosto che alla scuola, l'assessore risponde così. Salvare l'economia e salvare l'economia dei posti di lavoro che magari sono i genitori di quei ragazzi, non certo quelli che si lamentano, perché un figlio di un gestore di un bar, di un ristorante, di un impianto sciistico, di un maestro di sci, lui sa che è importante che suo papà possa andare a lavorare. Quindi mentre la scuola si può rendere compatibile, non ci piace, non è il massimo delle nostre aspettative, ma si può fare, cioè si può continuare ad avere il diritto all'istruzione a distanza, non si può avere il diritto al lavoro a distanza.